Paura poco prima delle 13 di oggi nel cuore di Novara. Un vasto incendio ha completamente distrutto il tetto della palazzina che ospita la Caritas in via Gaudenzio Ferrari all'angolo con via del Carmine. Ancora da chiarire le cause, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma le 3 squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto, 2 da Novara, 1 da Romagnano Sesia, per impedire che l'incendio si propagasse alle abitazioni vicine, hanno dovuto lavorare a lungo per domare le fiamme. Il rogo si sarebbe sviluppato nel sottotetto di questo edificio, in un appartamento utilizzato da un'anziana volontaria della Caritas, che è riuscita però a scappare in tempo. L'abitazione si trova proprio alle spalle della chiesa del Carmine. Durante le operazioni di spegnimento, le forze dell'ordine hanno evacuato per precauzione alcune palazzine limitrofe, tra cui la sede della Banca Popolare di Novara, ma poi la situazione è tornata velocemente alla normalità. La fuliggine e l'odore acre hanno avvolto buona parte del centro città, la colonna di fumo era visibile fin da Trecate e in molti hanno ripreso la scena con il loro smartphone. E un altro incendio si è sviluppato ieri sera alle 19 a Megolo, nel VCO, proprio di fronte al campo di volo. Il rogo è partito da alcune balle di fieno che erano state sistemate in un campo, almeno una ventina. Sul posto è immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco di Domodossola insieme ai volontari di Villadossola e l'incendio è stato spento in poche decine di minuti.